Innanzitutto un saluto gentili telespettatori qui dalla nostra sede di Udine per quanto riguarda lo spazio dedicato all'Udinese e allo sport friulano. Io ringrazio, è un bacio per il momento virtuale, ma sarà ricambiato da me poi in la prima occasione che avrò di bypassare le Aghe, dunque andare di là del tagliamento, andare in Friuli occidentale e baciarti di persona. Con me ospite questa sera la mia assistente per eccellenza, qualcuno l'ha definita, Tiffany Ermacola, che arriva. Buonasera. Buonasera anche a lei e soprattutto ti vediamo già in look molto invernale, quello che serve, sei un po' arrabbiata, dunque ti sei vestita in dark proprio per questa sconfitta, no, dell'Udinese. Chi ha segnato il secondo gol dell'Udinese? Sapevo che Bene, me lo lo chiedevi, so, perché è forse. 3 ore che me lo stai Sì, dicendo e io 3 ore che te infatti. lo ripeto. Bene, allora diciamo subito, insomma, un Udinese che esce sconfitta da Firenze per 3-2, ma è stata un po' tutta la giornata odierna un po' anomala per quanto riguarda la Serie A. Per la prima volta dopo tanto tempo si è tornato a giocare in inverno alla stessa ora, alle ore 15. Segnaliamo appunto i pareggi di Juventus e Milan, rispettivamente contro Siena e Napoli in casa. Tra l'altro Ibrahimovic espulso per un bruttissimo fallo che probabilmente gli costerà anche 4 giornate, visto come si è evoluto. Purtroppo, come detto, l'Udinese perde a Firenze, la Lazio esce sconfitta da Genova per 3-2 e la Roma che si fa sotto battendo, pensate, 4-0 l'Internazionale allo Stadio Olimpico e poi insomma tutte le altre. Collegato dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sta rientrando a Udine con noi Eddie Pertoldi che ha visto la partita insomma dal vivo. Allora Eddie, questo 3-2 come lo commentiamo? Io l'ho vista in TV, ma tu che l'hai vista dal vivo hai visto ancora meglio di me come si è sviluppato il film del match. Ecco, va detto Eddie che c'è un po' da mordersi le mani, no? Visto un po' come è andata la giornata odierna. È caduta la linea, cerchiamo di ristabilire il prima possibile, d'altronde sta rientrando da Firenze e d'altronde sugli Appennini in questo momento la famosa variante di Valico, lo sai? Che dovrebbero farla, non so se è cominciata, però ogni tanto quando arrivi sugli Appennini la linea cade. Comunque quello che diceva giustamente il collega, in attesa di ristabilire il collegamento telefonico con lui, che penso sia già in onda, dicevo che l'Udinese oggi ha perso veramente una grande occasione proprio perché la Lazio ha perso 3-2 in casa del Genoa e poi il Milan e la Juventus hanno stentato, tutte e due le squadre non hanno granché giocato perché è vero che la Juventus ha reclamato un calcio di rigore per un fallo in area, però alla fine il risultato per il Siena è meritato, quello che è meritato anche il pareggio del Milan perché un Milan rimasto in 10 dovrebbe esserci di nuovo in diretta Eddie Pertoldi. Eddie, mi senti? Allora, va bene, allora mi dicono ci sono ancora problemi sul collegamento, andiamo avanti per quanto riguarda l'analisi di questa domenica. Dicevo che la Lazio aveva perso 3-2, poi il Milan e la Juventus hanno pareggiato in casa rispettivamente con il Siena e con il Napoli e poi questa clamorosa sconfitta dell'Inter. Te l'aspettavi che l'Inter andasse a perdere 111 per la regia, una comunicazione di servizio è 111, ecco, giusto per la cronaca 111, ecco, penso che avete capito. Allora dicevo, te l'aspettavi la sconfitta dell'Inter in casa della Roma 4-0, ha segnato 2 gol Borini, insomma un Inter che pensi che giocherà soltanto per la Champions? Sì. No, Sì? Bene. sinceramente non me l'aspettavo. Tu che sei Però un'appassionata, ma soprattutto una persona molto competente di calcio, hai seguito quest'oggi per noi le partite principali. Insomma, questa Roma che era partita tra lo scetticismo dei tifosi della capitale, poi vedi, Luis Enrique in qualche maniera è riuscito a fare il miracolo, mentre Ranieri, dopo aver vinto il derby con il Milan e facendo il quinto risultato utile consecutivo, pensava di aver fatto chissà che. Vediamo se è tornato in onda Eddie Pertoldi. Eddie, mi senti? Io non lo sento, probabilmente c'è ancora un problema c'è ancora un problema sul collegamento, succede, il bello della diretta è anche questo, d'altronde il maltempo che sta colpendo l'Italia in questi periodi, in particolare noi in Friuli non abbiamo ghiaccio, anzi abbiamo il ghiaccio ma non la neve, ma altre parti d'Italia ci sono difficoltà per quanto riguarda anche i collegamenti. Dicevo, insomma, te l'aspettavi questa sconfitta dell'Inter, un Inter ormai che penserà no. esclusivamente alla Champions League, che gioca con. Benissimo, è quella squadra lì che è una squadra molto forte Sì, perché molto. è una squadra secondo me molto impegnativa. Mentre l'Udinese con chi gioca nel prossimo turno? Non lo Col so. Milan in casa alle Aia. 18 Mm. e sempre che la Lega Calcio non sposti il collegamento perché potrebbe essere che si rigiochi tutti alle 15, ma martedì c'è l'impegno del Milan in Champions League, martedì successivo mentre l'Udinese gioca. Grazie Eddie, il nostro tempo a disposizione termina qui per quanto riguarda il primo collegamento da Udine. Ricordo solo per il calcio femminile
che il Tavagnac ha battuto 2-0 il Milan in casa e il Venezia, anzi il Chiasillis ha pareggiato 3-3 con il Venezia. Oggi 5 febbraio 2012 si festeggia anche l'80° compleanno di Cesare Maldini, sportivo triestino e molto legato alla nostra terra. Non resta che innanzitutto salutare Adriano Fedele, che è sempre un piacere vederlo sia sul campo che la panchina è il suo luogo importante. Mi raccomando, con la Revelant, io la conosco bene, lei mister vada giù tranquillo. Per quanto mi riguarda è tutto, insieme a Tiffany, più tardi con Franco Terenzani. Avevamo una scheda paese su Vladivostok, ma la cassetta si è congelata per strada. Pubblicità, no, a parte gli scherzi, un gol dagli sponsor e poi la linea nuova a Pordenone per questa importante serata dedicata alla Pordenone Pedala con tante immagini, ciclismo e non solo, e divertimento. Arrivederci. Salta, 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 salta.